Alpi Marittime Imperia, questo è il nome della sezione del CAI di Imperia, che sindaco ci batte perché è più vecchia di Imperia, perché è del 1922, quindi ne ha 91 di anni. Noi adesso premieremo la sua presidente, ma brevissimamente, anche perché poi faremo due chiacchiere, citiamo appunto l'anno di nascita, quindi il 1° ottobre 1922. L'attività, avete visto, è multiforme ed copre tantissime, dall'alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, in un quadro più ampio che citava in un'intervista al TG regionale il presidente regionale del CAI, che è qui, il signor Zunino. Il quadro più complessivo è del CAI, che il più grande operatore turistico italiano, perché vi citava una quantità, migliaia e migliaia di posti letto sparse nelle centinaia di rifugi. E però la specificità imperiese è di una grandissima iniziativa. Io cito questa perché ha testimoniato da una rivista specializzata che ho qui in copia, che ne è stata gentilmente passata dal CAI, la più antica gara di escursionismo alpinistico che ci sia tuttora in vita al mondo, perché altre sono più vecchie ma sono scomparse, e cioè la Coppa Klögen Acquarone, che biennalmente viene fatta sui percorsi delle nostre montagne, perché il Saccarello, il Frontè, il Rifugio Sanremo, tutta questa bellissima via che è un capolavoro veramente. E quindi, senza por tempo in mezzo, invito la Presidente in rappresentanza del CAI, Elena Norzi, che è qui con me. Elena mi ha chiesto esplicitamente, e lo faccio con grande piacere, di invitare a farsi vedere, alzandosi in piedi, i componenti del direttivo del CAI di Imperia, quindi sono sparsi. Vi prego, alzatevi in piedi, fatevi vedere. Grazie, questi sono gli uomini che tengono, come si suol dire, in piedi tutto il motore di questa attività. Vedo la Giuppino Cagnolo, reduce da un'avventura sull'Elbrus, e quindi voglio dire, è vero che abbiamo premiato Gariano, ma anche lui non scherza. Orbene, chi può premiare meglio per lo sport e per la promozione sportiva se non l'assessore competente della città di Imperia, cioè la dottoressa Sara Serafini, nonché la nostra vicepresidente e provveditore agli studi. Io preferisco dare prima il tuo titolo di vicepresidente, effettivamente ci sono molto più legato, e Franca Rambaldi ovviamente, quindi le nostre Franca e Sara sono qui e premiano Elena Norzi come presidente del CAI di Imperia. Però mi corre l'obbligo di ringraziare chi ha preparato questo filmato, spero che sia in sala perché non ho avuto il piacere, il signor Zeffirino Lamoino, che invito, grazie veramente, noi ci siamo sentiti solo telefonicamente, però veramente un grande onore, grazie signor Lamoino. Dunque, quindi il filmato veramente magnifico, però visto che abbiamo avuto all'inizio del filmato il passaggio veloce di alcune testimonianze documentali degli inizi della sezione CAI, un poco di storia magari non fa male. Certamente. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto. Allora, la sezione di Imperia è nata inizialmente nel 1919 come sottosezione di Genova e si chiamava sezione di Oneglia e Porto Maurizio, proprio perché Imperia non esisteva ancora. Poi si è resa indipendente nel 1922, quindi adesso abbiamo 91 anni. Negli anni ha avuto come sottosezioni quella di Sanremo, che adesso è presieduta da Antonio, poi Ventimiglia, Albenga, che si sono rese autonome soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati ovviamente anche gli anni della guerra che hanno ritardato il loro rendersi autonome.
Nel 1929 poi ha cominciato a esistere questa Coppa Klögen, prima era soltanto Klögen e poi Klögen Acquarone, una gara di sci alpinismo sulle nostre montagne, appunto immediatamente dietro Monesi, che è stata, prima si è svolta singola, poi era a gruppi di 3 partecipanti, delle piccole squadre, a coppie, con cadenza biennale, e che ancora si è svolta lo scorso anno, ed è, oltre che essere una delle più antiche gare del settore, ha anche una peculiarità che di cui nessun'altra gode, perché lungo il tragitto, in piena ambiente invernale montano, gli atleti, se rallentano lievemente il loro percorso, possono anche vedere il mare, cosa che non succede per nessun'altra competizione. Assolutamente. E qui posso innescare un piccolissimo ricordo personale. Questa cosa di vedere il mare da Passo Tanarello la feci notare un anno fa, che eravamo reduci con mia moglie da un passaggio proprio in quella zona lì, a un gruppo di escursionisti in moto tedeschi, che gli feci notare che appunto non era così scontato in piena zona Alpi poter vedere il mare. E questa è una cosa importantissima. Una cosa però su questa Coppa, immagino che abbia una partecipazione non solo italiana, cioè molto vasta. Sì, negli anni ci sono state anche partecipazioni straniere e anni in cui la partecipazione è stata più o meno numerosa, a seconda, come in tutte le iniziative, però continua ad andare avanti l'organizzazione, e il passaggio, cioè, tra l'altro in quella zona sopra a Monesi dal Saccarello, come avete visto nel filmato, è un punto nodale tra l'Italia e la Francia, e quindi anni fa è stata posta per opera come promotori, no, non vuole, ma è stato il signor Allaria, questa stele della Fraternità Montanara, che raggruppa le sezioni del Club Alpino della provincia di Imperia, le sezioni del Piemonte e anche i comuni della vicina Francia. Quindi proprio questo senso di unione, poi che va oltre ed è a fianco al discorso delle Alpi del Mare, che tanto viene portato avanti anche in altri settori. Certo. E qui ne approfitto per ricordare che non è strettamente CAI, però credo che, visto che qui abbiamo il Presidente della provincia, è di recente partito finalmente in maniera operativa il progetto di recupero della strada Monesi-Limone. Tra l'altro, per chi ne ha piacere, oramai tutti guardano in internet, vi segnalo di guardare il sito Ancienne Route Militaire, o Antica Via Militare, c'è in entrambe, chiedo scusa, c'è sia in italiano che in francese, dove c'è tutto dettagliato il progetto e i lavori che si stanno facendo. Veramente vale la pena di darci un'occhiata. Tornando a noi, il club alpino italiano, per quelli proprio negati o capaci solo appena di camminare in montagna come me, la sensazione è che sia un club per i tipi tosti. È così o c'è un po' spazio per tutti? Allora, certamente c'è spazio per tutti, perché le nostre attività sono molto varie, da escursioni semplici, facili, con poco dislivello, non eccessivamente lunghe, però con scenari sempre ugualmente validi, via via a cose più impegnative, e il nostro intento è quello proprio ed è l'intento del Club Alpino a livello nazionale, quello di far amare e conoscere la montagna, perché chiunque possa avvicinarsi ad essa con cognizione di causa, con sicurezza, e se è interessato possa anche percorrere tutte le varie tappe che essa offre. E, appunto, noi abbiamo poi sempre alcuni soci che fanno attività un pochino più ad alto livello,
e che poi mettono a disposizione nostra ma dell'intera cittadinanza con proiezioni queste loro attività. E noi appunto nel prossimo inverno proprio in questa sala avremo 3 proiezioni, una nel mese di febbraio, una a marzo e una a aprile, sempre curate in parte, buona parte curate da Zeffirino Ramoino, e che una ripercorre il trekking che 10 anni fa avevano fatto verso il K2, visto che allora erano 50 anni dalla conquista del K2, adesso nel 2014 saranno i 60. Poi ci sarà la proiezione sull'Ecuador, dove altri nostri soli, Bolivia, Ecuador era l'anno scorso, ne fate troppe attività, dove i nostri soci sono andati, hanno scalato le cime più alte, e poi avremo quella sull'Elbrus, dove è andato appunto Pino Camiolo, ma con Zeffirino Ramoino, sono loro due, e quindi hanno raggiunto anche questa vetta. Quindi queste sono le nostre prossime proiezioni, per cui chiunque può venire, intanto incuriosirsi. Benissimo, noi non possiamo altro che augurare, per il tramite di Elena, lunga vita e grandi attività e grandi soddisfazioni al CAI, a loro personalmente e a tutti quelli che nel tempo via via vorranno esprimere con forza la loro passione per la montagna associandosi al CAI. Certamente, io qui volevo però ringraziare particolarmente della presenza di Giampiero Zunino, presidente regionale, e di Giancarlo Nardi della commissione centrale, visto che il presidente nazionale non poteva essere presente, ma è gradita la sua presenza. Grazie. Quindi... Grazie.